E adesso parliamo di televisione, la nostra televisione. Venerdì 11 ottobre prenderà il via la 9ª stagione di Maman, la trasmissione rivolta ai bambini tra i 4 e gli 8 anni per promuovere il plurilinguismo e la lingua friulana. Sta per partire la nuova divertentissima stagione di Maman, la trasmissione televisiva in lingua friulana, frutto della coproduzione fra l'Arlef e Telefriuli, un prodotto che attraverso divertimento, narrazione e gioco espone i più piccoli al plurilinguismo e ai tanti vantaggi cognitivi che derivano dall'utilizzo di più lingue fin dalla tenera età. La data da segnare è quella di venerdì 11 ottobre. Come ormai avviene da 9 edizioni, Daria Miani, insieme al suo amato e inseparabile gatto Vigli, tornerà sul piccolo schermo ogni venerdì alle 18:30 e in replica la domenica alle 7 e alle 13 per intrattenere i bambini dai 4 agli 8 anni. Tra le novità della stagione è da segnalare la presenza di Desiree Chiappo Debegnac, simpatica vicina di casa della conduttrice. Insieme proporranno un mix di intrattenimento educativo, spazi dedicati al gioco e momenti di svago attraverso cartoni animati, letture e musica. Confermate poi le rubriche divertenti e stimolanti come Fasin un Zug, che coinvolge i bambini con giochi a quiz, La cugina Bete, l'eccentrica cugina di Daria Miani, interpretata dalla stessa Daria, che proporrà ai bimbi piccoli esperimenti, mini laboratori per realizzare simpatici lavoretti e tante curiosità legate al Friuli e non solo. Torna pure la rubrica Zuinculis Lenghis con i fratelli Max e Leo che parlano fluentemente inglese, friulano e italiano e insegnano ai più piccoli tante parole in inglese e il loro corrispettivo in friulano. E poi immancabile lo spazio con i cartoni animati, tra cui i Numaruz per imparare le tabelline. Tutte le puntate della 9ª stagione di Maman, che proseguirà fino a giugno, saranno disponibili anche sulla TV on demand di Telefriuli e sul canale YouTube e il sito dell'Arlef.